sentite? Buonasera a tutti, tanti e numerosi. Bene, fa sempre piacere. Dalla cabina di regia mi dicono di spegnere i telefonini, non si sa mai, sono sempre distratti. E ho il piacere oggi di presentare due amici soprattutto, ma anche due storici non da poco. Il professor Marco Fincardi, che ha insegnato tanti anni a Ca' Foscari, storia contemporanea, poi è andato a Bologna e insegna storia dello Stato sociale, roba seria. Piero Lando, non so se ha bisogno di presentazioni, è lo storico del Lido, grande conoscitore della storia dell'aviazione e non solo, che adesso ha fatto l'ultimo sforzo con il libro sulla storia della Giudecca, mentre Marco Fincardi, credo sia qui, perché per l'Enciclopedia Treccani ha scritto niente po' di meno che la voce sulla storia di Venezia, che non è un impegno da poco. Io direi di cominciare col professor Marco Fincardi, che ci parlerà del Lido, infatti Lido e Giudecca, due isole che fino all'inizio... Anche di Murano. Anche Murano parliamo. Ma sì, anche del vostro Murano. No, nostro no, se no giochiamo in casa troppo. Il Lido, praticamente l'isola che era abitata solo a Malamocco e a San Nicolò, aveva centinaia di abitanti all'inizio del secolo e poi diventa la famosa isola delle Belle Époque e l'isola d'oro, e ci spiegherà perché Marco. Mentre la Giudecca è molto interessante, la nostra Spinalonga, che lui sostiene giustamente che non derivi il nome da Zueca Giudei, ma dalle scorie del cuoio dei Pellami. L'isola, Porto Marghera prima di Porto Marghera, per cui una storia ricchissima, senza citare il Mulino Stucchi, che a suo tempo fu il più grande mulino d'Europa. Parliamo sempre di storia, vero professore? Certo. Cominciamo con il Lido? Certo. Oggi abbiamo l'occasione di parlare di una Venezia che per molti è insospettabile, qualcosa di insospettabile. Parliamo di una Venezia che sicuramente ha avuto dalla fine della Serenissima, nella prima metà dell'Ottocento, una decadenza, e se parliamo di quelle che sono state così anche dei centri industriali precedenti, perché sappiamo che fin dal Medioevo, almeno nel Medioevo, Venezia era stata il più grande centro industriale del mondo, con l'Arsenale. Però appunto dalla fine della Serenissima l'Arsenale, questo centro produttivo navale essenzialmente di Castello, comincia la sua decadenza, e così ci vuole del tempo perché ci sia una ripresa di attività industriali, anche se così, è tutto un periodo in cui non è che manchino dei progetti, ci sono anche il governo imperiale austriaco, spesso è tuttora ricordato come un governo che ha condannato Venezia alla decadenza. Eppure la ripresa, gli scavi che permettono di riaprire le bocche di porto, la costruzione soprattutto dell'imperiale ferrovia che collega Milano e Venezia, che è la prima grande ferrovia importante in Italia, appunto la fanno gli austriaci. E quindi ci sono degli investimenti che sono investimenti strategici, non sono cose che lasciano il loro tempo. Ecco, ma è poi nella seconda metà dell'Ottocento che noi vediamo riprendere delle attività industriali importanti. Le vediamo soprattutto alla Giudecca, che negli immediati paraggi di fronte alla stazione marittima, che ora, essendo collegata alla ferrovia, appunto non vede più il bacino di San Marco come centro dei traffici veneziani, e non lo era più di fatto già dal Settecento. Ora invece, proprio perché ci arriva la ferrovia, invece la stazione marittima diventa qualcosa di importante proprio per gli scambi terra-mare che hanno al centro appunto la città di Venezia. Ma in più riprendono, appunto, c'è questo
questa partenza di attività industriali che riguardano la stazione marittima e quello che ci sta di fronte, cioè la Giudecca, di cui poi ci parlerà ampiamente Piero, ma anche se noi prendiamo, e qui dobbiamo tirare in ballo, anche se loro non vorrebbero, Giorgio e Maurizio, se vogliamo anche a Murano, l'altro grande centro industriale tradizionale che era stato della Repubblica di Venezia, che a lungo aveva difeso coi denti e anche a volte tagliando teste o assassinando qualcuno, la protezione dei segreti per la produzione praticamente mondiale del vetro da specchi, del vetro da ornamenti, che soprattutto i francesi cercavano di imitare, poi appunto per difendersi da quella che diventa la concorrenza più spietata, quella di Sèvres, ma poi anche e soprattutto quella boema, nella produzione di cristalli, la Serenissima si impegna fino in fondo, ma alla fine, tanto in Italia come in altri paesi europei, alla fine anche per migrazioni inaspettate di maestri vetrai, alla fine i segreti circolano. Resta il fatto che a Murano ancora si erano mantenuti quei saperi artigianali che riuscivano a produrre una qualità del vetro che era assolutamente superiore. Quindi anche a Murano nell'Ottocento inizia che cosa? Iniziano a essere istituite delle forme, chiamiamole accademiche, o comunque degli incoraggiamenti che cominciavano a unire il discorso scientifico al sapere empirico dei maestri, quindi scuole di incoraggiamento che insegnano ai figli dei maestri, magari vetrai, le tecniche per migliorare qualitativamente il vetro. Ecco. Alla Giudecca invece noi vediamo che non c'è tanto un'imprenditoria locale appunto che riceve questi incoraggiamenti. Quindi alla Giudecca vediamo che sono soprattutto degli stranieri che cominciano a fare degli investimenti, e questi investimenti vanno crescendo soprattutto appunto in questi due centri, mentre l'Arsenale resta un centro industriale importante, ma lo è sempre meno. La Giudecca e Murano hanno una crescita, ma anche la città stessa ha una crescita. Nei percorsi che noi facciamo per la città, dove a volte nascoste qua e là spuntano ancora oggi delle ciminiere, cose del genere, appunto sono cose che ci spiega appunto Piero. Venezia è tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento l'ottava città industriale d'Italia. E non stiamo parlando di Marghera, che ancora non esiste, quindi è la Venezia insulare che ha questa importante presenza industriale. E addirittura, appunto, ma non vi anticipo troppe cose, quello che è l'aspetto più appariscente, che tuttora resta appariscente anche se ha mutato completamente le sue funzioni, e cioè quello che diventa il più grande mulino d'Europa, lo Stucchi. Appunto, questo imprenditore lascia dei segni evidenti, vuole lasciarli, anche l'aspetto estetico stesso del mulino Stucchi, nel suo stile nordico, che vuole essere immagine di qualcosa che si inserisce in una venezianità che stenta ad accettarlo, mentre poi nel giro di pochissimi anni quel tipo di stile ispira la costruzione di tantissime altre industrie e quindi diventa una parte stessa del paesaggio veneziano. Ecco, tutte queste iniziative sono iniziative che fanno parte di una ripresa assolutamente notevole di investimenti che vengono fatti su Venezia e di cui quello che diventa nei primi anni del Novecento un po' il teorico di una ripresa di Venezia, che è Piero Foscari,
si lega nella sua attività di promozione appunto di questa ripresa, anche immaginata, se vogliamo, in termini molto aulici, molto propagandistici, di questa ripresa della grandezza di Venezia che deve riscoprire il mare e tutte queste cose, temi su cui Foscari riesce subito a influenzare anche quello che diventerà il profeta di queste storie, cioè Gabriele D'Annunzio, che si fa in qualche modo, come dire, reclutare come cantore di questa idea di Venezia che diventa signora di nuovo, riprende a essere signora del Mediterraneo, queste cose. Però appunto accanto a Piero Foscari un altro nuovo imprenditore che diventa il tramite della Banca Commerciale Italiana, che al di là del nome in realtà è la grande banca che raccoglie di Otto Toeplitz, cioè della grande finanza ebraica tedesca, cosa che poi a Volpi in decenni successivi costerà una persecuzione che lo porterà quasi in fin di vita. Ecco, però appunto c'è questo emergere di Giuseppe Volpi che comincia ad avviare una carriera proprio cercando di realizzare in qualche modo, attraverso questi grandi finanziamenti dello sportello veneziano della Banca Commerciale Italiana, questi progetti di una Venezia che deve diventare qualcosa di grande che poi cercherà di avere le sue realizzazioni quando già dall'ultimo periodo dei governi giolittiani l'Italia comincia a riprendere le politiche coloniali, poi durante il fascismo, ma con un progetto di quella che vuole diventare una grande Venezia, che anche dal punto di vista amministrativo comincia a fagocitare tutte le municipalità vicine su tutta la gronda lagunare, e arriva a una progettazione però appunto di questa unione che deve avere un trasferimento di questa capacità industriale veneziana sulla terraferma, col progetto che era già stato lanciato da Piero Foscari, appunto di costruire nelle paludi dei Bottenighi quella bonifica che doveva portare all'insediamento di un grande polo industriale, in particolare chimico, che doveva diventare Porto Marghera. Ecco, noi vediamo la crescita del centro industriale, di questo grande centro industriale, come qualcosa che cambia completamente gli assetti di Venezia. Cambia completamente gli assetti di Venezia e in particolare della Venezia industriale, perché da un lato fa una concorrenza spietata alle industrie che erano prosperate finché era facile, era più economico fare collegamenti attraverso l'acqua piuttosto che per via di terra o di ferrovia. Ora invece le cose via via cambiano e naturalmente Marghera viene subito collegata bene sia dal punto di vista viario stradale che dal punto di vista ferroviario, e quindi di tutto ciò risentono molto le industrie insulari. Ne risente magari meno Murano, ma giusto perché diventa difficile sostituire i grandi saperi dei maestri vetrai. Magari Murano ne risente di più nella grande produzione di massa più che nella produzione artigianale. Quindi era importante anche la produzione di massa, quindi vediamo magari la produzione di bottiglie. Era un centro fondamentale per la produzione di bottiglie Murano, e tutto quel tipo di industrie invece si trasferisce sulla terraferma, oppure certe cristallerie anche. Ecco, ma i danni più grossi, anche se non nell'immediato, ce li avrà appunto la Giudecca. Adesso non entro nei particolari perché di questo ce ne potrà parlare ampiamente Piero. Quello che vorrei illustrare chiudendo
è invece quello che nel grande progetto, che a questo punto non è più neanche quello di Foscari, ma è proprio quello di Volpi, quello di costruzione della Grande Venezia, dovrà avere la politica anche in termini militari, quindi la politica imperiale. Già appunto D'Annunzio si era fatto cantore sull'onda di Foscari di quanto i veneziani dovessero reimparare a vogare, a usare le navi, e tutto questo tipo di propaganda piacesse anche ai militari, soprattutto alla marina militare. Ecco, Foscari avvia tutta una serie di istituzioni, tra cui l'Istituto di Studi Adriatici, che se ne sta alla palazzina che c'è alla fine della Riva dei Sette Martiri, la palazzina canonica, che diventa il grande centro di produzione che mobilita tutti gli intellettuali veneziani nello scrivere storie della possibile grandezza di un'Italia degli anni tra le due guerre mondiali, che guarda caso deve riprendere i progetti di tutte le aree che Venezia controllava nel passato. Quindi studiosi così, intellettuali veneziani vengono reclutati da Volpi, anche quelli magari non proprio orientati in senso fascista, ma proprio c'è un reclutamento proprio anche retribuito, con finanziamenti che riempono Venezia e l'Italia proprio di queste immagini di una Italia imperiale nuova che deve avere in Venezia appunto il suo modello. Non è un discorso semplice, perché naturalmente negli anni del fascismo il modello non deve essere Venezia, ma deve essere Roma. E quindi da questo punto di vista è un discorso un po' non secessionista, ma è un discorso un po' così particolarista, molto regionalista quello di Volpi. Però è un discorso che funziona tantissimo, perché Venezia riprende molto, proprio grazie a questi finanziamenti che Volpi riesce a intercettare, diventa un centro turistico di primo piano proprio a livello mondiale. Se vogliamo possiamo spostarci un attimo anche come ottica, perché più che Venezia città è il Lido che diventa fondamentale. Thomas Mann l'avrebbe potuto tranquillamente intitolare il suo libro Morte al Lido, perché Venezia praticamente non esiste nel suo racconto, ma appunto la spiaggia del Lido diventa negli anni '20 la spiaggia più importante del mondo, che attira i milionari che ci arrivano con gli yacht, ma ci arrivano anche sempre di più attraverso l'aeroporto Nicelli, di cui sempre Piero ha scritto una magnifica storia, che diventa uno dei più importanti scali europei, proprio perché all'epoca, ancora siamo negli anni '20, a viaggiare naturalmente erano i ricconi, e quindi questo tipo di trasporto verso quella che era la spiaggia più di moda in tutto il mondo è qualcosa che naturalmente attira quel tipo di pubblico. Ecco, quindi iniziative che devono garantire delle strutture turistiche, perché se i grandi investimenti di Volpi e di tutta la rete di finanzieri industriali che gravita attorno a lui si concentra con gli investimenti su Marghera, anche sugli alberghi, con la promozione della CIGA, di questa grande organizzazione dei grandi alberghi di lusso, che cominciano appunto con l'Excelsior, ma poi che si estendono in vari grandi e famosissimi in tutto il mondo hotel al Lido, ma anche in centro Venezia, oppure anche con un'appendice a Cortina da un pezzo. Ecco, c'è la costruzione di questa rete di alberghi che rende sempre più competitiva in tutta la Venezia insulare quella che è l'industria del forestiero, al posto del
al posto invece degli investimenti industriali produttivi. Quindi c'è sempre di più anche una terziarizzazione di Venezia che viene promossa, quindi l'industria spostata sulla terraferma sempre di più, e questo naturalmente progressivamente mette in difficoltà questo tipo di industrie, mentre dall'altro lato si promuove l'industria turistica che ha una continua grande espansione. Parliamo soprattutto di un turismo di lusso, ma non manca anche l'avvio del turismo di massa, tanto più che in questa grande Venezia che si progetta a un certo punto si aggiunge anche al ponte ferroviario il ponte automobilistico, che permette di arrivarci anche a piedi volendo nella città insulare. Ecco, tutto questo collegato, appunto, vi dicevo, anche a progetti di tipo imperiale, militare, che alla fine saranno quello che rovina tutto questo, perché il grande sogno, appunto, di far ripercorrere all'Italia tutti i sogni di dominio mediterraneo di Venezia, con la guerra fascista che inizia nel giugno del 1940, porta alla catastrofe che riporta Venezia a uno stato di deperimento, di degrado, che fa sempre più parlare di una Venezia da salvare. Grazie. Grazie Marco. Molto interessante. Mi viene in mente che ai tempi dell'Unità d'Italia Venezia aveva quasi il doppio di abitanti di Roma. Poi, parlando della Grande Venezia, Marco, l'inizio fu il comune di Malamocco, che nel 1883 viene annesso a Venezia, e anche l'area di Bottenighi. La portano via da Mestre, che poi diventerà comune 20 anni dopo, perché i Bottenighi devono essere in funzione appunto alla realizzazione di Porto Marghera. Adesso con Piero, che lo conosciamo sotto tanti aspetti, è quello dell'aviazione, della storia del San Spiridione, del Lido, insomma, quando uno si mette a fare ricerche lui è proprio una vera talpa, va fino alla fine. Parlando della Giudecca, ha ricordato Marco l'importanza della stazione marittima. Infatti il termine stazione marittima è un po' discordante, perché stazione è per i treni, marittima è per le navi. Ecco, questo è un punto di incontro. E la Giudecca come si trova? Che era l'isola ricca, l'isola industriale. Allora, cominciamo a mostrare subito una diapositiva, eccola qui, perché questo è l'ultimo progetto che i veneziani, che detestano, non possono sopportare l'idea del porto fuori Venezia, in terraferma, è l'ultimo progetto che viene presentato. Non sanno che in realtà Marghera non sarà un porto, sarà una zona industriale, la prima zona industriale non d'Italia, del mondo probabilmente. Allora, dicevo, questo è l'ultimo disperato tentativo di creare un porto. Vedete, è quella zona arancione tra le Fondamenta Nuova e Murano. Pensavano di fare lì il porto direttamente collegato con la stazione ferroviaria, anzi, la stazione ferroviaria commerciale sarebbe stata dentro il porto. Le altre aree colorate che vedete sono quelle dove questi volenterosi veneziani immaginavano potessero espandersi altre industrie o, attenzione, altre abitazioni, perché un problema grossissimo che ha Venezia è quello della sovrappopolazione, ed è un problema che infatti vedremo come si cercherà di risolvere proprio parlando della Giudecca. Ho messo questa diapositiva perché vedete la Giudecca e il Lido insieme. Il titolo infatti era Destini paralleli e opposti. Allora, perché paralleli? Allora, tutte e due le isole hanno una storia alle spalle molto antica. Il Lido con San Nicolò Malamocco, la Giudecca, parliamo di secoli, anche di un millennio di storia, però entrano nella modernità quasi contemporaneamente, poco dopo la metà dell'Ottocento. La prima fabbrica moderna costruita a Venezia venne costruita, finanziata da uno dei baroni Rothschild, alla Giudecca, vicino al Redentore, è una fabbrica di asfalto, viene fatta nel 1852. È moderna perché adopera le caldaie, le turbine inglesi, che erano il top della tecnologia.
Quindi la Giudecca nel 1852 entra nella modernità. Il Lido ci entra nel 1857, 5 anni dopo, quando Fisola costruisce il suo stabilimento balneare. Negli anni 80 dell'Ottocento nasce, appunto, come diceva appunto Marco prima, la stazione marittima, e quindi c'è uno sviluppo alla Giudecca di industrie. Negli anni 80 al Lido non c'è più il signor Fisola, ma c'è la società dei bagni del Lido, che è una società anonima, azionaria, che investe moltissimo. Nel 1887 faranno anche una centrale termoelettrica al Lido, ma tanti altri interventi negli anni 80. All'inizio del Novecento c'è nella Giudecca l'esplosione delle fabbriche. Lo Stucchi l'hanno fatto nel 1884, però diventa così grande, come è stato raccontato, nel 1904. 2 anni, anzi lo stesso anno, nasce a fianco la fabbrica della birra. Dietro lo Stucchi 2 anni prima era nata la fabbrica di cementi. È una fabbrica di cementi che è a livello europeo come dimensioni. Stiamo parlando di industrie molto importanti e molto grandi. Naturalmente la Junghans e avanti, dopo magari ne vediamo qualcheduna. Nel 1906 nasce la CIGA, la Compagnia Italiana Grandi Alberghi. Nel 1908 viene inaugurato l'Excelsior, e qui dobbiamo citare Niccolò Spada, che è stato l'artefice pratico, perché i capitali erano appunto quelli enormi dei Volpi e soprattutto della banca commerciale, ma poi l'idea dell'albergo più lussuoso, l'unico albergo in tutta Europa che è sulla spiaggia, il più grande albergo d'Europa in cui nasce, ecco, quell'idea è di Spada. Quindi, come vedete, queste isole vanno in parallelo, però vanno in direzione opposta in un altro senso, perché nascono già subito nella modernità con 2 destini ben precisi e ben separati. Una le industrie, l'altra il turismo. Allora, andiamo con invio sperando che funzioni. Eccola qua. Vedete anche in parallelo il numero di abitanti. La Giudecca fino agli anni 40 ha un maggior numero di abitanti rispetto al Lido. L'aumento è più significativo alla Giudecca e vi faccio notare che come dimensioni la Giudecca è più piccola del Lido, il Lido è più disperso, quindi c'è una maggior intensità abitativa, e questo sarà un discorso che vedremo nel particolare. Allora, visti questi 2 destini paralleli e opposti, oggi raccontiamo quello della Giudecca, in relazione al progetto Grande Venezia. Certo, la Grande Venezia fa una piccola Giudecca. Eccola qua una foto aerea dei primissimi anni 50, quindi praticamente è uguale alla Venezia degli anni 30-40. E dicevo, ecco, fa una piccola Giudecca. Perché? Allora, da un punto di vista industriale, nel primo dopoguerra, ovviamente tutta l'Italia va in difficoltà perché bisogna rifar partire, per non dire creare, l'industria civile dopo che era stata tutta impegnata, tutte le industrie erano state impegnate nello sforzo militare. E è uno sforzo enorme, fatto con difficoltà grandissime, e queste difficoltà le troviamo anche alla Giudecca. Però non si sente per tutti gli anni 20 il problema di Porto Marghera. Industrialmente, adesso lo vedremo, questa è la mia tesi, dal punto di vista industriale, occupazionale per capirci, si sente il problema generale, non si sente il problema di Porto Marghera, perché anzi Porto Marghera, come vedremo, apre delle opportunità alla Giudecca. Però attenzione, quello che è cambiato completamente è il ruolo, la missione, come si dice oggi in linguaggio moderno, il ruolo dell'isola della Giudecca nella struttura complessiva della città di Venezia, perché fino al 17 è la piccola Manchester, come la chiama il professor Paladini, cioè l'area di sviluppo industriale. Dopo Marghera non lo è più, viene esautorata da questo suo ruolo di zona industriale. Diventa, viceversa, acquista di fatto un ruolo
di emarginazione. Cioè la Giudecca verrà sfruttata, la sua lontananza dalla città, per costruirvi le antiestetiche case popolari, che si cerca di non fare a Venezia, si fanno ma con molta difficoltà, si fanno alla Giudecca, e vedremo che anche alla Giudecca verranno mandati chi doveva essere emarginato. Vengono anche edificate delle strutture, delle istituzioni pubbliche dedicate agli emarginati per definizione, come vedremo. Quindi la mia tesi, che cercherò di dimostrare, è che in questo ventennio la Giudecca cambia il suo ruolo, cambia il suo destino, tanto che dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove praticamente le linee politiche di sviluppo di Venezia non cambiano da prima, cioè il concetto di Grande Venezia, la Venezia industriale a Marghera, la Venezia direzionale, culturale e turistica in acqua, città o isole, ecco, questo progetto non cambia e la Giudecca sarà sempre più emarginata da un certo punto di vista, e le industrie ne risentiranno moltissimo, e diventerà una zona di poco pregio, anzi misera addirittura. Una zona non è più industria, è una periferia industriale. Allora, queste industrie, rapidamente, lo Stucchi, il più grande mulino d'Italia, anche in certi momenti è il più grande d'Europa. Continua a lavorare, anche se con certe difficoltà, perché l'idea geniale di Stucchi, lo faccio sulla riva dell'acqua, mi arrivano le navi sotto, così carico il grano direttamente e quando sono pronti carico i sacchi di farina sull'altra nave che nel frattempo è arrivata e non pago soldi, non mi costano i passaggi dalla riva alla nave. E questa idea è geniale, ma dopo la Prima Guerra Mondiale, peggio ancora dopo la Seconda Guerra Mondiale, sarà un'idea perdente perché, appunto, come spiegava prima Marco, i trasporti si fanno via terra. L'altra grande industria, la Junghans. La Junghans durante la Prima Guerra Mondiale è stata requisita perché era di proprietà tedesca, però Junghans se la ricompra. Ho avuto l'occasione, proprio scrivendo il libro, di incontrare un tuo collega, Giorgio Tedesco, che sta facendo uno studio. Giorgio, scusi me se precisi, Maurizio. E sta facendo uno studio sulla Junghans germanica e dei documenti inediti però dimostrano che la Junghans durante la Prima Guerra Mondiale ha già cominciato a costruire materiale esplosivo. Fin dei conti, dagli orologi alle spolette è sempre micromeccanica. Con la pace di Parigi del 19 non può più costruirla in Germania. Si ricompra la fabbrica della Giudecca e questi documenti, appunto inediti, dimostrano che comincia a costruire materiale militare anche alla Giudecca, ma ufficialmente non esiste questo. Fino al 1940, quando l'Italia entra in guerra a fianco della Germania, allora da un giorno all'altro salta fuori che la Junghans fa delle spolette meravigliose, talmente belle, che quella che vedete segnata in rosso, questa foto aerea, è il nuovo stabilimento della Junghans che viene costruito nel 1943. Quindi, e nel secondo dopoguerra continuerà a costruire orologi, anzi sveglie da forno soprattutto, e materiale militare. Altra fabbrica tedesca, l'Aerion, e appunto costruisce maglieria, anche questa è stata requisita ed è stata ricomprata nel 1924. Però ci sono le fabbriche tradizionali della Giudecca. Questa è la fornace per la calce Narduzzi, che lavora fino alla fine degli anni 20. Sarà molta differenza fra anni 20 e anni 30. Io parlo di questo ventennio, ma sono due periodi molto diversi. Caratteristica questa fornace, tanto caratteristica che uno dei rarissimi quadri, si contano sulle dita di una mano, con un soggetto industriale di Venezia. Cioè, mentre gli impressionisti francesi la modernità la volevano dipingere, e ci sono moltissimi quadri di fabbriche, a Venezia assolutamente questo soggetto è completamente sconosciuto. Ecco, comunque il profilo
unico di questa fornace dipinto da Guidi. Naturalmente poi c'è il discorso dei cantieri navali. Questa al centro sono i grandi cantieri navali, si chiamavano Savinem. Con la ritirata di Caporetto sono costretti a scappare, come scappano altre fabbriche. Come scappa la fabbrica di pile che era di proprietà di Stucchi, Pila, dove oggi c'è la Fortuny, scappa a Firenze, non tornerà più indietro e diventerà un giorno la Superpila. Il cementificio di cui vi ho parlato prima, che è dietro lo Stucchi verso la laguna, chiude ancora prima dell'entrata in guerra dell'Italia, perché non può più ricevere la pietra d'Istria per fare i cementi, e non riaprirà più. La Savinem scappa a Piombino Dese, non ritorna, però nascerà in quei capannoni una nuova società, si chiama CNAV, Cantieri Navali, Cantieri Officine Navali Veneziane. Poi diventerà, che è proprietà di Volpi, che costruisce anche lo stesso cantiere anche a Marghera, e poi questa CNAV diventerà i famosi CNOV, che forse abbiamo sentito tutti quanti nominare fino agli anni 70. Attiro la vostra attenzione su quest'area verde dietro, rispetto al canale della Giudecca, dietro il Redentore, perché spazi alla Giudecca ce ne sono e adesso ve li indico, dopo vediamo come vengono riempiti. Dicevo che il Porto Marghera aiuta anche l'industria, i cantieri soprattutto giudecchini, perché per costruire Porto Marghera bisogna lavorare in un ambiente, sono le barine, assolutamente particolare, per cui servono macchinari particolari. Vedete in alto una draga galleggiante e sotto un'altra struttura. Le costruiscono alla Giudecca, sia nei cantieri CNAV che abbiamo appena visto, sia nei famosi cantieri Lucchese e Toffolo, perché poi continueranno a lavorare fino agli anni '80. Erano cantieri più piccoli prima della Prima Guerra Mondiale, uno era a Castello e l'altro era all'Angelo Raffaele, ma con la fine della Prima Guerra Mondiale si apre, e l'arrivo di Porto Marghera, si apre l'opportunità di lavorare su dimensioni maggiori, ed ecco che arrivano alla Giudecca, lavorano appunto questi macchinari particolari, soprattutto Toffolo fa anche un altro lavoro, il recupero dei relitti della Prima Guerra Mondiale e le navi invece galleggianti, la trasformazione in navi civili. Quindi queste attività aiutano a contenere il problema dell'occupazione alla Giudecca. Allora, solo in nome della modernità cito un altro, anzi dell'attualità, cito un altro cantiere che c'era alla Giudecca, che era il cantiere dell'Acni. Dal 33 diventerà Acnil, che è quello che un po' ci conosciamo, ricordiamo noi. Perché come vedete questa del Gazzettino Illustrato del 1929 è il viaggio inaugurale del vaporino elettrico costruito alla Giudecca con le batterie di una fabbrica della Giudecca. Quindi, siccome si parla tanto di movimento ecologico non inquinante, ecco, nel 29 c'era già, però devo dire che Spada nel 1899 aveva già creato la prima società per le lance elettriche per il Canal Grande. Però questo è il trasporto pubblico, non lance. Comunque, ok. Allora, poi arrivano altre fabbriche. Vediamo, mettiamo in evidenza questo quadrato, mette in evidenza la distilleria, perché nascono appunto due distillerie. Questa è la Pizzolato, celebre per il Curaçao, e dietro c'è la grande fabbrica della birra, che come vi ho detto nasce nei primissimi anni del Novecento. Si chiama prima Birra Venezia, poi Birra San Marco, la citeremo ancora poi di regate, perché era il grande sponsor delle regate, però il suo destino è indicativo, perché negli anni 20 viene comprata dalla famiglia Luciani, che già possedeva la birra Pedavena e la birra Dreher, e non ha più una produzione propria, diventa semplicemente un imbottigliamento. Quindi cominciamo a intravedere una parabola discendente di questa
la possiamo prendere come esempio di queste industrie giudecchine. Poi c'è l'altra ben conosciuta distilleria, la Gianolla, che si trovava, eccola qui, nell'area del Cerchio Rosso, che vicino a dove era nata la prima fabbrica, la fabbrica di cemento di Rothschild, era in quella zona lì. Questa è una foto del 58, mi pare sia, c'è ancora la fabbrica e pochi anni dopo, anzi nel 63 questa foto se mi ricordo, e 2 anni dopo c'è la domanda per la trasformazione in edilizia di lusso. C'è la pubblicità con l'ascensore vista Bacino di San Marco. Siamo negli anni 60, è cambiato tutto. Noi la prendiamo, la Gianolla, nel 36 arriva a Venezia. C'è un'altra fabbrica molto particolare, è la fabbrica di pianoforti Sanzin, che dura una decina d'anni e ha una quarantina di operai per una lavorazione decisamente molto particolare. Un'altra fabbrica è la fabbrica del ghiaccio, un'altra fabbrica tedesca. Tanner l'ha costruita all'inizio del Novecento, gli viene sequestrata, appunto, non la ricompra. Vedete la scritta sopra, Giunta dei Consumi, praticamente è un ente pubblico controllato dal comune che la gestisce. E come nella Gianolla prima, vedete sulla riva le rotaie, i binari, che sono ormai spariti naturalmente da tanti anni, ma appunto sono il ricordo di questa attività industriale. C'erano anche a Cannareggio, di fronte alla fabbrica dei fiammiferi, c'erano in tanti posti. Questa fabbrica nel 24 viene comprata, si trasforma in un deposito di carni congelate. Vedete il tapis roulant per caricare e scaricare la carne congelata. Quell'enorme apparecchio dietro è la pompa di carico per il grano, perché quello sulla sinistra che vedete, quei 2 non abbaini, i 2 enormi, è un granaio, è il granaio Zammattio. E appunto quella era l'apparecchiatura, la gru per caricare il grano dalle navi. Infatti lo vedremo poi anche in una foto dello Stucchi, c'è la stessa apparecchiatura. Proseguendo il nostro viaggio verso la punta della Giudecca, vedete nell'Ovale Rosso 2 depositi. È la società importazione oli, quindi sono tutti depositi di nafta. Lavoreranno fino a dopo la seconda guerra mondiale, poi andranno a sparire. Vicino potete vedere un'area oggi occupata dal famoso albergo Cipriani, ma in questi anni 20-30 è occupata da un cantiere navale, prima si chiama Marvi, poi fabbrica italiana Moto Veglieri. Allora, io ho fatto un breve escurso, perché di raccontare delle fabbriche è infinito. Dopo c'è il discorso sociale. Non so, voi che continuiamo adesso, passiamo a Marco. Allora, vedo un pubblico attentissimo, grazie Piero. Prima di passare alla seconda parte, questo pubblico attentissimo ha qualche domanda da fare? Vi interessa qualche curiosità? Abbiamo capito che si facevano anche pianoforti da Giudecca, una cosa sorprendente. Prego? Scalera, film. Scalera però comincia nel 44, è per quello che non è ne ho È la seconda parte. Ho detto, se no non finisco più. Complimenti, per voi. molto attento. No, mi viene in mente un aneddoto, parlando della birra Venezia, la regata, e anche mio fratello Giorgio lo ricorda, la regata più importante, ovvio, quella più pagata dopo la regata storica, è la regata di Abirra alla Giudecca. E una volta ho parlato con i 2 vecchi, che erano i vecchi Crea, che la facevano negli anni 20 e 30, e una volta il vecchio Nane Crea, che credo sia il papà dello Squarariolo, vecchio Crea, negli anni 20 o 25, se non mi ricordo, disse «Rivo primo a Braghe Cae». E lui all'arrivo si tolse i pantaloni bianchi e arrivò in mutande. La giuria gli consegnò la bandiera rossa, piccolo e particolare, gli tolse il premio in denaro. Fu una vera tragedia. Altre domande?
qualcosa? Altrimenti seconda parte con... Ecco qua, dimmi tutto. Aspetta un attimo, aspetta. Sì. Aspetta che ti devono sentire tutti, se no... Sì. Niente, mi ha sempre affascinato il Mulino Stucchi, in quanto ha una struttura totalmente diversa da tutti gli edifici di Venezia. E volevo sapere, mi ricorda le zone nordiche, perché praticamente la punta praticamente è sul celeste come le zone, tipo la Norvegia, quelle zone là. Però da un'altra parte ho sentito che ha origini britanniche, come diciamo del Parlamento britannico, ho sentito su un articolo. L'origine di questo edificio da dove è tratto, perché è completamente diversa dalla struttura? Allora, ha ragione, proprio lo stile si chiama neogotico nord europeo e l'architetto è un tedesco, Willenkopf, e si rifà agli edifici dei porti della Germania del Nord. Ha una vaga rassomiglianza al Parlamento inglese, ma una vaga rassomiglianza. Assolutamente le origini sono del nord Europa, diciamo della Germania del nord. Stucchi era svizzero, Marco, continuiamo a parlare del Lido c'è una cosa da osservare in tutto quello che Piero ci ha raccontato, ma appunto che ritroviamo nel suo libro sulla Giudecca, ma che volendo ritroviamo anche nel libro dei gemelli Crovato su Murano, ed è che noi vediamo una storia a cui in genere non pensiamo, e cioè che c'è una Venezia che è una Venezia viva, ricca delle sue attività produttive, anche commerciali, certo, ma appunto noi spesso ci affossiamo su una idea di Venezia che dopo il 1797 non esiste più, non ha più storia, è immobile, sopravvive a se stessa. Invece stiamo parlando di qualcosa che è straordinariamente vivo dal punto di vista imprenditoriale, ma possiamo pensare anche dal punto di vista sociale, oltre ovviamente ai grandi investimenti culturali che continuano ad essere fatti e che non sono ricadute del passato, sono tutte cose nuove. Quindi Venezia ha una storia ottocentesca, ha ancora più ricca una storia novecentesca. Ecco, e proprio libri come quelli che oggi stiamo presentando ce lo fanno vedere molto bene. Naturalmente dobbiamo tenere conto di una cosa, e cioè che se parliamo di una crescita, di una storia dell'industria, che per la Giudecca può essere appunto una storia che tocca un secolo in modo intenso, quindi dalla metà dell'Ottocento fino alla metà del Novecento, e poi via via si va spegnendo e anche la Giudecca diventerà qualcosa di diverso, ma poi questo sarà Piero a raccontarcelo. Ma una cosa che va sempre tenuta presente e che drammaticamente già allora va tenuto presente, tanto per la Giudecca come per Murano, come disgraziatamente anche per Porto Marghera, è tutto il discorso dell'antropocene, cioè che soprattutto la seconda rivoluzione industriale crea disastri di ogni genere, che tanto più in laguna, dove l'acqua che gira è sempre quella, diventa enormemente problematica e quindi costringe tante volte, sia per i rifornimenti che per le lavorazioni, che poi soprattutto per gli scarichi, a dover tenere conto di cose che sicuramente sono altamente incompatibili con un certo turismo che non cerca certamente di andare in posti inquinatissimi, puzzolenti o cose del genere, ma poi anche da un punto di vista proprio della salute, della sicurezza, così crea sempre di più enormi problemi. Non è un problema specifico di Venezia, ma un meccanismo delicato come è la città nella laguna naturalmente ha delle fragilità
che a Manchester ci sono già di meno. Anche Manchester diventa un posto che è il luogo di sogno degli industriali, ma è un posto invivibile. Naturalmente questi problemi diventano problemi enormi di cui oggi siamo magari consapevoli, anche se tendiamo a demonizzare tutto quello che c'è stato, che è stato qualcosa che ha reso viva e prospera, come lo è tuttora la città, però è qualcosa i cui meccanismi non solo sfuggono sempre di più ai suoi abitanti, perché diventano cose sempre meno controllabili dal punto di vista tecnico, però appunto creano problematiche che in altri tempi erano sicuramente più facili da affrontare, ma di questo comunque appunto si può parlare meglio Piero sicuramente. Grazie. Allora, pensiamo che il Lido fu la prima stazione balneare d'Italia. Niccolò Spada andò a Biarritz in Francia a vedere come nasceva la nuova moda di fare i bagni, perché le nostre nonne non davano abbronzate perché non si usava, più eri pallido e più eri un signore, e cambia completamente la mentalità. Poi se pensiamo, come dici tu, ovviamente noi facciamo finire la storia nel 1797, ma questa è la città che si è inventata la Biennale. La mostra del cinema di Venezia del 1935 è stata la prima mostra cinematografica al mondo, prima dei francesi e prima degli americani, per cui insomma io vorrei chiedere a Piero cosa sei casette minime, oltre che la scalera film come ci ha chiesto il signore. È un argomento a cui ci dobbiamo arrivare nel raccontare questa trasformazione della Giudecca negli anni di Volpi, della Grande Venezia di Volpi. Allora, siamo rimasti su questa che abbiamo fatto praticamente la Giudecca da ovest verso est, e andiamo a vedere, io vi ho detto, vengono adoperati gli spazi per nuove istituzioni. Quello che vedete nell'ovale giallo, lo vediamo qui in primo piano, è l'Istituto per l'Infanzia Abbandonata. Re Vittorio Emanuele III si chiamava, poi lo hanno tagliato quel pezzo. Istituto per l'Infanzia Abbandonata. Era stata fatta una raccolta di soldi, ovviamente sono l'Istituto degli Esposti, la Pietà, eccetera. Raccolti i soldi, però si decide di non farlo a Venezia, ma di farlo alla Giudecca. Perché? Perché a Venezia, soprattutto, come vi ho detto, il problema della sovrappopolazione c'è da decenni, se non da secoli. Il terreno, lo spazio, è la cosa più preziosa che ci sia in assoluto. E con la nascita del progetto Grande Venezia avviene di fatto una gerarchizzazione funzionale. È vero che il progetto dice facciamo Porto Marghera che salverà Venezia dalla bruttura delle industrie. Questo è quello che è il programma di Volpi, Cini, Foscari. E il programma dice salva Venezia dalle brutture dell'industria. Ma c'è anche la seconda parte. Possiamo fare quella che Cini definisce, e che trovate più volte nella stampa comunque, una bonifica umana. Cioè, sono termini orribili da dire adesso, però il concetto era questo: i miserabili, e ce n'erano tantissimi, e non ho detto i poveri, ho detto i miserabili proprio per fare riferimento a Victor Hugo, perché purtroppo la situazione per molti era a quei livelli, devono andarsene da Venezia. Lo spazio, la scusa dicono sempre facciamo le case economiche per i popolari, però intanto nascono le polemiche perché sono brutte, allora non si fanno più. Poi soprattutto se ne fanno poche. Terzo punto, vi faccio notare che per far domanda per l'alloggio bisognava comunque avere un lavoro, essere occupati, quindi tutti i disoccupati sono esclusi a priori e sono i più deboli. L'obiettivo è proprio quello di usare anche la terraferma come luogo, non dico di deportazione per non adoperare parole, di deposito di questa bonifica umana.
la Giudecca di fatto acquisisce questo ruolo a Venezia. Per cui, appunto, come vedete, si fa l'Istituto per l'Infanzia Abbandonata alla Giudecca, poco distante si fa, questo viene inaugurato nel 29, nel 28 viene inaugurato l'istituto, aspetta vi dico il nome esatto, l'Istituto Maria Immacolata di Lourdes, che tutti conoscono come Asilo Mason, perché è stato creato grazie all'intervento del sacerdote Mason, che si è dato da fare per cercare di aiutare il più possibile, perché era pieno di bambini senza genitori. Non per forza erano orfani, ma insomma non è che proprio tutte le nascite fossero regolari, e anche e soprattutto anche i genitori erano anche lo stesso molto poveri, quindi questi bambini erano comunque abbandonati. E quindi da una parte l'infanzia abbandonata, dall'altra parte attaccato l'orfanatrofio Mason. Poi questa è una foto prima della guerra, ma potrebbe essere stata fatta subito dopo, è il capannone per i bambini figli di tubercolosi. Chi aveva un genitore ammalato o morto di tubercolosi e aveva meno di 12 anni, per definizione era povero, veniva portato alla Giudecca dalla mattina alla sera, da aprile a dicembre, in questa padiglione dove prendeva il sole, che in fin dei conti questa è verso il Lido, la riva verso il Lido, quindi è una riva soleggiata, e soprattutto mangiava qualcosa a pranzo. E questi sono interventi della filantropia del Novecento. Quindi c'era questo aspetto. Poi alla Giudecca viene fatta anche la casa famiglia, destinata alle donne pericolanti, pericolate o perdute. Questa era la definizione, proprio la definizione ufficiale. Perdute chi faceva la prostituta, pericolata chi aveva una relazione, insomma magari aveva anche un figlio, e pericolante chi era in una situazione ancora borderline, ancora salvabile, e si fa la casa famiglia alla Giudecca. Quindi istituzione di enorme importanza sociale, ma distante dagli occhi non si poteva vedere una donna non sposata con figli, quindi distante da. L'altro aspetto fondamentale che diventa drammatico dopo il 1923 è quello degli sfrattati, perché nel 1923 un regolamento ministeriale liberalizza gli affitti che erano stati in qualche modo bloccati durante la Grande Guerra, problema sociale, ma il problema sociale nel 23 cominciano ad esserci più, perché tanto sono arrivati già i fascisti, per cui c'è già una indicazione precisa dal punto di vista politico, e il comune di Venezia è costretto a dover intervenire nei modi più disparati. Ad esempio compra le famose casermette fuori dall'Arsenale, le compra anzi se le fa dare dalla Marina, poi c'è una lotta, la Marina cerca di riaverle indietro, non ci riesce. Ma pensate un attimo alla vita di quelli delle casermette, avete presente dove sono? Ecco, c'era una barca una volta al giorno, non c'era nessuna strada, non c'era nessun negozio, non c'era niente, erano letteralmente, adesso sì devo parlare la parola, deportati in quel luogo. Poi si costruiscono, si trasforma la caserma Manin in campo dei Gesuiti, e qui alla Giudecca, quello assegnato nell'Ovale Rosso, eccolo qui, l'Ovale Rosso, è l'ultima conceria della Giudecca. Conceria, come raccontava prima, desuecar vuol dire trattare le pelli, per quello appunto Dorigo dice probabilmente il nome Zuecca deriva da Zueccar, perché questo è sicuro, c'erano le concerie alla Venezia. Questa è l'ultima che chiude con la Prima Guerra Mondiale, si chiamava Pivato. Adesso sapete che proprietà dei beni stabili sono appartamenti di lusso negli anni 60. Qui la vedete ancora nella versione fabbrica. Con il 23 il comune attrezza in qualche modo quel capanon, come viene chiamato, per mettervi gli sfrattati. Proprio in qualche modo, perché credo ci fossero tramezzi, se non addirittura teli, per dividere
le famiglie degli sfrattati. Poi si costruiscono le baracche, se ne costruiscono in giro per tutta Venezia, a Sant'Elena ad esempio. Sant'Elena è ancora vuota, non è ancora stata costruita. Se le costruiscono alla Giudecca, vedete sulla d'angolo in alto a destra il campanile della chiesa di San Cosmo, la fabbrica dell'aereo, quindi per darvi un'idea di queste baracche. Altre baracche vengono costruite a Campomarte, verranno abitate fino al 1947. Quindi vi dà l'idea della situazione drammatica. Vi ricordate prima quello spazio verde che vi ho mostrato vicino ai cantieri della CNOV? Eccolo qua, è riempito, questo alla fine degli anni 30, è riempito di tutte case popolari. Ancora più case popolari sono nella zona di Campomarte. Sono state tutte, allora, non tutte, dico una bugia, perché alcune vengono costruite da cooperative operaie nel 1914, sono quelle belle che hanno anche il giardinetto. Poi, nel primo dopoguerra, si costruiscono a intermittenza, si fanno vari interventi di tipo popolare. Popolare, popolarissimo, economico, economicissimo. Cioè nel senso che proprio si soddisfano le condizioni minime di vita. Si arriva all'estremo nel 1933, Giorgio, in questa zona vengono costruite le case minime, e non è una battuta, sono 25 metri quadrati. Cioè c'è un piccolo ingresso su cui si affaccia i servizi igienici, naturalmente il servizio igienico e il cesso alla turca. Basta. Poi dentro c'è un'unica stanza che ha una finestra e un acquaio in graniglia, cemento granulato. Basta. Sono persone che non possono permettersi naturalmente l'acqua corrente, non possono permettersi la luce, non possono permettersi il riscaldamento, hanno letteralmente solo un tetto sopra la testa. Comincia l'avventura di questa zona di Campomarte che progressivamente nel secondo dopoguerra continuerà questo degrado da un punto di vista sociale, prima di tutto ambientale e quindi a cascata sociale, diventerà una delle zone più densamente abitate di tutta Europa. Cioè in quel rettangolo lì ci abitavano negli anni 50-60 circa 3.000 persone, per capire di che cosa stiamo parlando. Quindi la situazione della Giudecca, come vi ho detto, dal punto di vista sociale, cioè la sua missione, area industriale, area, viceversa, dopo Porto Marghera diventa zona di emarginazione. Paga anche lo scotto politico. Ho messo questa bellissima foto perché è del 1920, qualcuno aveva riconosciuto i propri nonni o bisnonni in questa foto, sono operai dello Stucchi. Tra parentesi alle loro spalle si vede quel famoso apparecchio per caricare il grano. Perché, dicevano, paga lo scotto politico? Perché ci sono ovviamente delle grandi lotte sindacali. Nel 1919 c'è un lunghissimo sciopero allo Stucchi per avere finalmente l'orario a 8 ore. Ai cantieri navali verranno occupati nel settembre lo stesso del 19, nell'occasione degli scontri del Biennio Rosso. Quando si faranno le elezioni del 21, il Partito Socialista, il Partito Comunista ancora non esiste, raggiungerà il 62% dei voti. Diventa appunto un'isola rossa, così la chiama, un'oasi rossa, la chiama la Gazzetta di Venezia, che ovviamente è un giornale viceversa padronale, quindi quell'oasi suonava molto, molto ironico. E anche Bonfanti è il direttore delle scuole che nel 1930 scrive un bellissimo libro importantissimo. Infatti alcune foto che avete visto, qualità scadente, ma vengono da quel libro perché è importantissimo, racconta nel 1930 la storia della Giudecca e cerca di fascistizzarla un pochettino, perché dice che il circolo fascista è nato nel 1922 alla Giudecca. Non è affatto vero, il primo circolo fascista, ho trovato la notizia sulla Gazzetta, che di certo non mentiva su una roba del genere, è il 1 gennaio del 1924, quindi post marcia su Roma.
Quindi paga anche lo scotto di questa politicizzazione. Però, ecco, è importante anche ricordare certi nomi, perché sono operai comunisti che continuano a mantenere in vita le cellule comuniste, continuano a mantenere un'opposizione, la pagano, finiscono in galera 100 volte, licenziati, di nuovo in galera, vanno a combattere in Spagna, adesso poi saranno importantissimi personaggi nella lotta partigiana alla Giudecca. Però mi fermo prima. La cosa importante, tanto per citare, l'importanza politica della Giudecca, è che viene anche citato nel libro della storia del Partito Comunista, e viene citato, adesso non mi ricordo l'autore. Paolo Spriano. Grazie. Dice che addirittura alla Giudecca esistevano 4 cellule comuniste, ovviamente segrete. Per darvi un'idea, a Torino rispetto a Giudecca ce n'erano 16, quindi capite anche l'importanza della lotta politica alla Giudecca. Un'ultima cosa che mi ero dimenticato di dire prima quando parlavo di emarginazione: pensate che quando fanno le liste per mandare gli sfrattati nelle baracche viene precisato che alla Giudecca vengono mandati i tubercolosi. Quindi è emarginazione nell'emarginazione, e questo ci dà un'idea di quel che sta succedendo. Allora, voglio fare un piccolo esempio. Prima il professor Fincardi ha citato Manchester, la realtà industriale, io mi ricordo i Beatles, e fare un piccolo parallelo con la Giudecca, io mi ricordo di Alberto D'Amico, grande, di Gualtiero Bertelli e di Luisa Ronchini, che hanno fondato il Canzoniere Veneto proprio alla Giudecca. Se c'è qualche domanda? Dove c'è la realtà popolare c'è anche la cultura, poi, come il Canzoniere Veneto credo sia uno dei grandi esempi di canzoni popolari in Italia. Prego, signora. Ecco, adesso con mia sorpresa praticamente lei ha detto Gualtiero Bertelli, è praticamente un mio cugino. Oh. Sì, Prego. Non è che siamo in contatto, però quando fa qualche concerto o qualcosa, insomma, cerco di seguirla. Suo papà di Gualtiero lavorava al Mulino Succhi, Ecco. Non è un caso, è il famoso sciopero del 56. Qualche altra domanda? Prego. Arriva. Intanto voglio farti i complimenti, sei stato veramente molto bravo. Grazie. Anche meglio di quando giocavi a basket. Questa non ci voleva. Non so se ne parlerai dopo sul discorso del ripopolamento e di Saccafisola. No, perché mi sono fermato a parlare di questo ventennio particolare. Allora ti volevo fare una domanda, perché sicuramente tu lo saprai. Quando la popolazione delle casette è andata a Saccafisola, le casette dov'erano alla Giudecca? Allora, casette è un termine molto generico, perché l'ho trovato indicato in più posti. Erano i vari interventi di edilizia popolare. Alcuni sono fatti a Santa Eufemia, ma alcuni sono fatti, lo stesso, vengono chiamate casette anche in Campo Marte. Quindi è un po' difficile. Ti faccio un'altra domanda che sempre, siccome mi interessa, io ho abitato 23 anni a Saccafisola e quindi a Sacca San Biagio sì. C'erano delle baracche poi anche. Dunque, Sacca San Biagio c'erano i depositi di immondizia, sì. E ho trovato un articolo del Gazzettino, non mi ricordo di che anno esattamente, ma siamo alla metà degli anni 50 ovviamente, e Saccafisola cominciano i lavori nel 59, e parla di Sacca San Biagio come le Hawaii, in senso molto ironico, ma tanto ironico, perché c'era una trentina di famiglie che vivevano come nell'Islum oggi delle metropoli asiatiche o del Sud America, vivevano in mezzo
e la loro forma di ricchezza erano le spazzature, vivevano in mezzo alle spazzature e li chiamano Hawaii, appunto perché Sacca San Biagio nasce fin dall'inizio del Novecento come zona di deposito di immondizie. Dopo non avrà c'era tutto la un plastica. passaggio. Non c'era la plastica, per fortuna. Esatto, infatti chissà, era una forma di ricchezza in senso molto più ampio di quello che può essere oggi. Naturalmente oggi Piero si sta fermando volutamente per non debordare troppo agli anni 40, inizio anni 50, ma nel libro c'è tutto, anche su Saccafisola. Non perde nessun dettaglio proprio di quello che è stato lo sviluppo, compresa appunto la costruzione e l'ampliamento, la vita sociale anche di Saccafisola. È passato 1 ora e un quarto, velocemente. Io direi, volevo dire però, qualcosa alla fine. Un attimo, perché questa foto io l'avevo messa pensando, hai trovato, è una foto della... Guardate la gente che c'è. La foto della regata Birra San Marco, che sarebbe la regata Birra Venezia. della Giudecca, che oggi si chiama regata del Redentore. Invece, siccome abbiamo parlato prima di cultura, abbiamo parlato di Biennale, questo è un episodio molto particolare. Come vedete è una foto tratta dalla stampa, quindi tecnicamente è poverissima. Però quello che vedete sulla destra proprio è la facciata della chiesa di San Cosmo. Quindi questi spalti sono costruiti sul canale. È il 1936, c'è la Biennale Teatro, è impostata su Goldoni a Venezia. Questa è la rappresentazione con Toti del Monte che non canta ma recita, poi che c'è Cesco Baseggio, Gino Cavalieri, presenti i duchi d'Aosta, il ministro della cultura, che non mi ricordo il nome, Dino Alfieri, c'è Vittorio Cini, fanno le baruffe ciosotte e infatti arriva il Bragosso, dal canale arriva il Bragosso e fanno le baruffe ciosotte. Cini l'ho detto fa i presenti, ma il padrone di casa è Volpi. E Volpi, che si definisce il doge di Venezia, come doge, nell'occasione ha preparato l'osella da dare a tutti gli attori. E quindi questo per collegarci col fatto che in quell'epoca la cultura significava business, significava turismo, né più né meno, come ha raccontato prima Maurizio, di come è stata la Biennale nel 1895, come la Biennale oggi, che è la stessa cosa. Invece l'ultima diapositiva che ho messo, perché non possiamo parlare della Giudecca senza parlare del Redentore, e anche perché mi collega con la prossima settimana che parlerò del Lido, dove i fuochi d'artificio e le feste, ne avremo da parlare tanto delle feste e dei fuochi d'artificio del Lido. Però vi faccio notare un particolare che in questa foto si vede meglio. Vedete appunto davanti all'Adriatica, appunto, tutta la folla è siepata. I fuochi d'artificio non sono San Giorgio, e in fondo si intravede la sagoma del Redentore. I fuochi d'artificio fino al 63 non si facevano lì, si facevano davanti allo Stucchi. E infatti la gente è appunto tutta preparata per vedere i fuochi d'artificio del Redentore. La prossima settimana parlerò dei fuochi d'artificio del Lido. Grazie a voi, grazie al professor Marco Fincardi, grazie Piero Lando, siete stati illuminanti e grazie a voi della vostra attenzione.